Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio vogliamo portare la vostra attenzione nei confronti degli ambienti sospetti di inquinamento e confinati. Trappole mortali troppo spesso nascoste, difficilmente identificabili, dove si perde la vita in pochi secondi. Senti questa storia. Matteo, 24 anni, e Mario, 50, sono in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio storico. Durante il lavoro notano una vasca di raccolta acque sotto il pavimento, una botola, un'apertura stretta, dentro buio e poi... Ma l'aria sarà respirabile. Mario, il caposquadra, disse: vado giù un attimo a controllare. Ma Matteo si oppose. No Mario, lì dentro non ci vai tu, non ci vado io e non ci va nessuno, disse. Questo è il classico ambiente confinato e lì dentro chi entra muore. E tu come lo sai, disse Mario. Ho fatto i corsi di formazione e mi è stato ben spiegato quale enorme pericolo rappresentano questi ambienti. Vedi, in cantiere il pericolo non è sempre visibile, a volte è silenzioso, invisibile, senza odore e può uccidere in pochi minuti. Sono gli ambienti sospetti di inquinamento e sono gli ambienti confinati come pozzi, vasche, serbatoi, silo, scaveri, fognature, fosse, scavi e ambienti di questo tipo. In alcuni casi ben identificabili, in altre situazioni difficilmente individuabili. Facciamo attenzione a cosa sta accadendo. I ruoli si invertono. Il ragazzo sta insegnando al caposquadra che dovrebbe conoscere, capire e dare le corrette indicazioni, ma la sicurezza è anche questo. Insegnamento reciproco, aiuto reciproco, saper dire di no ed essere assertivi, cioè saper esprimere in modo chiaro e diretto e con rispetto le proprie idee e le proprie giuste posizioni. Matteo continua a spiegare e dice: stai attento Mario, e Mario ascolta, non si sente prevaricato, ma adesso è interessato. Tieni conto che questi ambienti sono caratterizzati da due peculiari aspetti. Sono spesso invisibili, cioè difficilmente identificabili, come situazioni di enorme pericolo e le persone perdono la vita insieme, ognuno nel vano tentativo di salvare l'altro. Ma che cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto non bisogna entrare. Vedi, in questi ambienti la morte sopraggiunge rapida, perché viene una ridotta percentuale di ossigeno, oppure perché si sviluppano gas e sostanze altamente tossiche, come ad esempio l'acido solfirico, che è in grado di inibire la respirazione cellulare. Queste situazioni si possono determinare in ambienti apparentemente normali, dove sono presenti liquami, fanghi, erba, sterpaglio o prodotti naturali come mais, soia, farine, o anche dove non vedi niente e dove non senti niente. Naturalmente sono sempre pericolosi e mortali gli ambienti di questo tipo, dove vi sono stati gli agenti chimici. Innanzitutto una riflessione. Ricorda, naturale non vuol dire non pericoloso. Sostanze naturali apparentemente innocue in ambienti ristretti e senza ricambio d'aria come questi sono in grado di consumare naturalmente l'ossigeno, formare anidride carbonica, produrre acido solfirico, in pratica rendono l'aria irrespirabile e portano alla morte in pochi secondi. Non hanno odore e non li senti con il naso e poi ingannano. Ad esempio l'acido solfirico a basse concentrazioni ha l'odore di uova marce, ma man mano che la concentrazione si alza diventa letale e il nostro naso non è più in grado di rilevarlo in quanto paralizza l'olfatto. E poi Mario, guarda, non ci sono aperture di ventilazione e l'accesso avviene da una botola. Ma come si fa ad uscire da una botola così piccola? Come fa a essere recuperata una persona priva di sensi? Non lo vedi anche tu adesso che questa è una trappola mortale? Per accedere a questi ambienti è necessario avere una formazione specifica, bisogna avere un addestramento mirato, serve un'esperienza di almeno 3 anni specifica in questo tipo di attività. Deve essere costituita una squadra con almeno un preposto. Servono strumenti di rilevazione, di comunicazione, attrezzature per la ventilazione e per il recupero delle persone
in caso di emergenza. Servono dispositivi di protezione individuale anticaduta e per il recupero e maschere di protezione delle vie respiratorie come gli autorespiratori ad aria. Servono procedure specifiche. Il committente poi deve mettere in atto incontri con un esperto di sua nomina e altre opportune misure per la nostra sicurezza e per la nostra incolumità. Aveva assistito, quasi per caso, a questa spiegazione il coordinatore per la sicurezza del cantiere, che si avvicina e si complimenta con il ragazzo. Bravo, veramente bravo. Sei un esempio per tutti, un leader naturale per la prevenzione. E bravo anche te, Mario. La miglior qualità di un capo è saper ascoltare. Guardate, proseguì, ho proprio qui con me lo strumento di misura. Proviamo ad analizzare l'aria. Appena introdotto nella vasca, con un'apposita asta, lo strumento comincia a suonare, a vibrare e a lampeggiare. Il coordinatore impallidisce e anche Matteo e Mario capiscono la gravità della situazione. Ragazzi, dice il coordinatore, guardate qua, la concentrazione di ossigeno è 6%. Ma sapete cosa vuol dire? 3 atti respiratori e poi la morte, ovvero qualche secondo di vita. Mario guarda Matteo ed emozionato, con le lacrime agli occhi, lo abbraccia forte. Mi hai salvato la vita, grazie, grazie. Oggi non avrei visto la mia famiglia. Matteo guarda Mario, sorride, sussurra. Grazie al corso di formazione e a quel bravo docente che ha salvato la vita a tutti e due. Grazie a un corso di formazione ben fatto e al comportamento assertivo di Matteo, tutto è andato per il meglio e una tragedia è stata evitata. Partecipa attivamente ai corsi di formazione sulla sicurezza. Ascolta con interesse, intervieni, approfondisci e chiedi sempre. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.